Sì, questo era il segnale, diciamo. Sembra che questo dovrebbe essere il segnale. Siamo pronti a entrare, diciamo, in un'astronave a questo punto, si direbbe, o comunque una specie di film di fantascienza, non lo so, ma io so il nome del prossimo artista. Ladies and gentlemen, qui al salotto Glass in a Mirror. Ah, ecco Enrico, non abbiamo pensato a questa cosa qua, che tu non c'hai il microfono, non mi puoi rispondere alle mie domande, quindi facciamo una cosa a gesti, facciamo una cosa a gesti. Vabbè, e io così brevemente vi dirò che adesso entriamo in una sorta di film, se posso definirlo tale, perché tu ti sei occupato anche di colonne sonore, oltre ad aver suonato con band, diciamo, particolari di ogni genere, tra cui voglio citare comunque le Luci Rossi All Inclusive, perché siete venuti qua al salotto e sono anche qui presenti, salutiamoli. E seduti al salotto avete fatto un bel casino un paio di estati fa, se non sbaglio, qui in Piazza Vittorio. Però diciamo tu sei musicista, arrangiatore, questo ragazzo che ha studiato, hai cominciato a suonare prestissimo e 10 anni, vedi, fa 10 così capiamo dappertutto, anche in streaming, ha cominciato a 10 anni, quindi diciamo sono qualche anno che suona, diciamo 5 o 6, non di più, è una cosa così. E chiaramente tra tutte le varie tue cose immagino che questa sia un po' come dire il tuo progetto, quello un po' più personale, diciamo le tue cose più intime, come potremmo definirlo? Anche il tuo viaggio da regista, insomma, tanto tu non puoi rispondere, ma ti posso dire delle cose incredibili, lui ormai in streaming sarà bollato. Va bene, la smetto di insistere con questo mio andazzo perché stiamo per entrare in questa dimensione che come la intitoliamo? Posso dire un titolo? Cosa sentiamo stasera? Glass in a Mirror? In a Mirror. Deep Sound, signori, quindi se non capisco male io l'inglese qua è un suono profondo, ce l'abbiamo con Glass in a Mirror, abbiamo anche effetti speciali stasera, quindi avremo anche una situazione video. A questo punto entriamo nel tuo viaggio, ma per entrare bene io direi facciamogli ancora un applauso. Glass in a Mirror. Everybody knows me now. Look out here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high, it makes my brain whirl.
Glass in a Mirror, adesso ti rifacciamo tutti alla fine, ci hai fatto fare questo viaggio diciamo anche visivo, tra l'altro le visual hai curato tutto quanto tutto fare diciamo, registriamo lo stesso anche con l'ambientale, per chi volesse c'è la pagina Facebook, lì trovate informazioni e se volete fare la colonna sonora del film anche insomma scrivete sempre lì sulla pagina Facebook di Glass in a Mirror. Grazie ancora veramente tantissimo. Thank you very much. Speriamo di fare una cosa, di poterlo fare magari in piazza, lo proiettiamo, capito, la visual su questi qua. Sì, ci mettiamo d'accordo con i vicini, quasi possiamo proiettarglielo e facciamo. Adesso un cambio palco e sarà la volta dell'ultima band che abbiamo, cambiamo genere, entriamo diciamo un po' più sul rock. Tra pochissimo ci saranno qui i Linea di